Auguro a tutti i veneti un buon Natale e un felice anno nuovo nella speranza che la salute assista tutti noi, ma anche la volontà di ricordare le persone in difficoltà, penso ad esempio ai 130.000 disoccupati che ancora in questo momento cercano occupazione. Spero che il 2011 possa essere l'anno che ci permetta di lasciare alle spalle una crisi che abbiamo conosciuto in maniera terribile, una crisi che ha penalizzato la vita delle nostre famiglie, la vita dei lavoratori, di tutti noi cittadini. Il 2011 possa essere l'anno della ripresa economica, gli indicatori ci danno grandi segnali, ma possa essere anche l'anno della ritrovata occupazione per i tanti disoccupati che cercano lavoro. Sia un 2011 ovviamente che ci possa fare ancora crescere, che ci possa dare quei risultati che tutti noi desideriamo personalmente nella vita familiare, nelle attività di ogni giorno. Un augurio quindi a tutti e con un piccolo pensiero: non abbiamo mai conosciuto pessimisti che abbiano fatto fortuna. Guardiamo il futuro con positività. Un augurio a tutti voi nella speranza che il 2012 possa essere l'anno innanzitutto della salute, e quindi è l'augurio principale che faccio a tutti, e che poi possa essere l'anno della realizzazione di tutte le progettualità. Un pensiero particolare va ai tanti disoccupati, sono 142.000 in questo momento in Veneto, e in particolar modo i giovani. Un ragazzo sotto i 30 anni su 4 è senza occupazione, e 2 ragazzi sotto i 30 anni su 4 in Veneto è precario. Per questo motivo dico che l'impegno nostro sarà anche quello di dare una risposta ai tanti giovani che cercano occupazione, e da qui anche un grande lavoro che stiamo facendo assieme alle associazioni di categoria, al mondo sindacale, per cercare azioni e progetti per risolvere questo problema. Non sarà un anno facile, ma noi saremo sicuramente al fianco di tutti i veneti.